Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live del vostro Marietto Veneziano. Da come avete letto dal titolo, oggi parleremo di quei pipponi da New Age che girano sui vari gruppi social di magia, esoterismo, radionica e quant'altro, no? Quelle persone che arrivano a un certo punto, dopo che hanno visto che dal 2010 sti pipponi non funzionano, a dare paroline incoraggianti, vogliamoci tutti bene, il cuore di qua, ti mando luci colorate, reiki su, reiki giù. Il 90% di quelle persone molto probabilmente avrà sicuramente qualche, beh, il 90 no, ma diciamo il 60% di quelle persone molto probabilmente, non dico che è discosto dalla realtà, ma diciamo è vero essere ottimisti, ma è anche vero che bisogna guardare in faccia la realtà. Purtroppo molte persone si sono fatte, tra virgolette, abbindolare da queste lucciole, da questi suonatori di piffero e stanno andando nella direzione sbagliata. Come vi ho sempre detto, vostro Marietto, per riuscire ad avere qualcosa bisogna impegnarsi perché pasti gratuiti in queste biglie blu non ce ne sono. Bisogna lavorare sodo, lo dimostra eh, anche la Chiesa di Stato che da 1700 anni mette tutti a pregare la domenica per ricaricare la propria egregia. Quindi, cari amici, per quelle persone che pensano che con un pippone di vogliamoci tutti bene, angeli colorati, canalizzazioni, salti quantici, genese e quant'altro, si possono risolvere le cose, vi assicuro che si è un po' distanti dalla realtà. Magari si può influire perché effettivamente si creano delle egregore, ma le egregore poi hanno sempre un prezzo perché vanno a chiedere poi a chi le ha costruite il resoconto. Le egregore non sono uno scherzo, ho fatto varie pillole sulle egregore, quindi andatevele a vedere. Quindi a tutte quelle persone, perché purtroppo ho ricevuto varie notizie di persone che hanno seguito alcuni guru di vogliamoci tutti bene, ti mando luci colorata e poi purtroppo sono rimasti un po' delusi e magari hanno anche avuto degli acciacchi nuovi. Quindi, cari miei, attenzione a questi super pipponi, no? Da New Age, di angeli colorati, canalizzazioni, salti quantici, arrivano gli UFO in carrozza, genese varie di ogni stile, tipo, e roba del genere. Ho già fatto una live sulle genese, state attenti perché effettivamente funzionano, ma possono anche creare dei disturbi nei corpi eterici perché caricano troppo il corpo eterico. Se magari uno è 6500 e si mette dentro una genese che è 14.500 bovis, se si mette dentro un paio di giorni va bene, ma dal terzo o quarto giorno incomincia a bruciare il proprio corpo eterico. Mi ricordo anni fa che c'era un grandissimo, secondo me, personaggio su Face che aveva trovato un circuito radionico che metteva 900.000 bovis. Consigliava a tutti di metterlo sotto il letto. Io l'ho contattato in PVT per dirgli: guarda, stai attento che è vero che hai 5.000 follower, però insomma, dire certe cose è pericoloso, anche perché purtroppo il corpo eterico poi non riesce a sopportare più di tanto 900.000 bovis. Lui chiaramente, essendo mancante di conoscenza e anche dato dal suo entusiasmo, non mi volle ascoltare, purtroppo dopo qualche tempo ebbe un infarto e se ne andò da questa biglia blu. Sicuramente adesso su nella luce. Comunque, cari amici, state attenti a queste pipponate da New Age e casomai compratevi un buon libro di Cabala o seguite le pillole del vostro Marietto Veneziano e il Degani. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.